Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Isili e dei militari della stazione di Nurri col supporto dei carabinieri dello squadrone riportato cacciatori di Sardegna che hanno arrestato un allevatore di 35 anni di Nurri ritenuto responsabile del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Inoltre hanno individuato una piantagione di canapa indica. I militari nel corso delle attività finalizzate al monitoraggio e alla repressione dei reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel Salcidano, in una zona impervia e difficilmente raggiungibile, hanno sorpreso l'uomo intento a innaffiare e curare una piantagione illegale di cannabis indica composta da 262 piantine di tipo nano, tutte in buono stato vegetativo, disposte su filari irregolari in un piccolo appezzamento di terra ricavato a ridosso di un muretto a secco che ne garantiva il completo occultamento. La piantagione era dotata inoltre di un impianto di irrigazione a goccia. I carabinieri nel corso delle perquisizioni hanno ritrovato all'interno dell'ovile dell'uomo anche 16 cartucce calibro 12 per la cui detenzione abusiva il giovane è stato deferito in stato di libertà. La piantagione è stata estirpata e le munizioni sono state poste sotto sequestro per i successivi accertamenti. L'arresto del 35enne è stato convalidato dal giudice del Tribunale ordinario di Cagliari che ne ha disposto anche la liberazione in attesa del processo.